Per la terza giornata di ritorno del campionato di volley di Serie 1 femminile. L'avversario odierno della Scavolini Pesaro è la Minetti Infoplus Vicenza di coach Manu Benelli. Le due squadre si incontreranno ben 3 volte nei prossimi 10 giorni. Subito in campo per abbondanza Berg a incrociare con Sheila, Duschievic e Guigi al centro, Costa Grande e Rinieri in banda. Dall'altra parte ci sono Arrighetti, Dalligna, Borrelli, Taashi, Skovroska, Pacagnella e De Gennaro, il libero pronto a subentrare. Subito Vicenza in battuta con la centrale Valentina Arrighetti. Vicenza fa a meno dall'inizio della stagione di Alessandra Crozzolin, la centrale titolare out per un infortunio molto grave al ginocchio. Subito un punto per le ospiti che si portano a condurre sul 2-1. Ancora in battuta la numero 2 Valentina Arrighetti. La Scavolini viene dall'importante successo esterno in quel di Iesi per 3-0, una vittoria netta contro la Monteschiavo, mentre Vicenza ha battuto in casa Tortolì per 3-0. In 4 Takahashi, la schiacciatrice giapponese di Vicenza, al suo primo anno in Italia. 3-1 subito per le ospiti che colgono impreparata la difesa di casa. In battuta nuovamente Valentina Arrighetti, classe 1985, serve lungo su Costa Grande, poi Sheila va a scambiare con la Berg va a scambiare con la italo-argentina che mette tutti d'accordo, cerca e trova il money out per il secondo punto interno. 2 Scavolini, 3 Minetti Infoplus. La palla è per l'amica di Shevchenko, Eugenia Duschievic, detta anche Ginger dalla sua amica Rinieri. L'alzata ancora per la giapponese con il numero 11, c'è un fallo a rete per la Scavolini, quindi il punto è ancora per le ragazze in maglia bianca. Si appresta a servire la numero 13 Katarina Skovroska, 13 di media per lei in questo campionato, è il suo primo anno in Italia. Berg alza in 4 per Costa Grande che viene fotografata, ma la palla non oltrepassa la rete. 3 per le locali, 4 per le ospiti. Risale la Scavolini che era partita un po' disattenta, adesso c'è Sheila in possesso di palla. Un uragano questa giocatrice brasiliana di Belo Horizonte che aveva iniziato un po' in sordina, poi è salita strada facendo in questo campionato. Adesso abbondanza allarga le braccia, un errore imperdonabile per il giovane opposto della Scavolini. 5-3 per le ospiti, serve da lontanissimo Takahashi, seguita in settimana anche dal coach della sua nazionale, da una troupe televisiva. Martina Guigi non ci pensa 2 volte, torna a far male, allunga la sua serie positiva dopo l'ultima gara di Iesi nella quale aveva giocato in maniera strepitosa. 4 Pesaro, 5 Vicenza. Costa Grande al salto, il suo servizio teso rischia quasi l'ace Carolina, poi Borrelli con il suo mancino, il punto da posto 4 per l'ex giocatrice della nazionale. Dentro Arrighetti per De Gennaro, un libero da tenere d'occhio, giovanissima Monica De Gennaro, cresciuta nelle giovanili di Vicenza, classe 1987. Il servizio da lontanissimo, Berg sceglie la seconda linea di Sheila, mamma mia, incantevole Sheila Tavares De Castro. 5 Pesaro, 6 Vicenza. Palla per Marti Guigi, molte possibilità azzurre per lei dopo la maternità di Simona Gioli. 7 muri a Iesi, è stata la migliore di giornata. Adesso un altro servizio out per Pesaro, è il secondo consecutivo. Rischiano molto le Colibrì in fase di battuta. 7-5. Ancora un'occasione per le ospiti con il numero 7 Stefania Dalligna che ha preso il posto in sestetto di Magdalena Sliva. Adesso Duschievic, chirurgica,
e Lindberg va a servire il pallone sul punteggio di 6 Pesaro, 7 Vicenza. Palla per Napela che ha diretto magistralmente le compagne contro la Monteschiavo, quasi ace di Berg. Da posto 4 non passa la numero 13 Skowroska, poi ci pensa Valentina Borrelli a conquistare un cambio palla. 8-6 Minetti Info Plus, si va al primo time out tecnico. 8-6 Minetti Info Plus a quota 18 in classifica contro i 32 della Scavolini che è prima, ma vuole raggiungere Novara che nell'anticipo ha superato Santeramo per 3-1 ed è momentaneamente l'unica in classifica a quota 35. 7-8 punto di Simona Rinieri Dennis, il capitano, 12 di media per lei. Dall'Ignalza in 4 da Takashi che non è definitiva. Dalla seconda linea Simona Rinieri, il suo piazzato, un pallonetto spinto per il capitano azzurro. Da quando è rientrata lei Pesaro ha iniziato a battere le big, lo ricordiamo aveva perso all'inizio con Iesi in casa e anche con Perugia, poi ha infilato un filotto di 13 successi consecutivi, 9 in campionato, 4 in Coppa CEV, ben 15 partite ufficiali vinte su 17. Adesso però c'è un errore della Scavolini, il recupero palla per le ospiti. Berg sceglie la soluzione in 2 per Sheila che stacca ma non chiude il bugger per mandare dall'altra parte. Ancora Berg in appoggio per la brasiliana di Belo Horizonte, esemplare Sheila, e Pesaro impatta la situazione. Primo pareggio 9-9 dopo una lunga rincorsa. E il turno di Eugenia Duskiewicz, ex Odessa, classe 1979, 9-9. Dicevamo le due squadre si incontreranno anche in Coppa Italia nei quarti di finale. Gara di andata 1 febbraio con diretta su Raisat alle 19, il ritorno l'8 qui a Montecchio alle 20:30. Lindberg per Costa Grande che appoggia soltanto, prova a mandare dall'altra parte Skowroska, si lotta ancora in 2 la giocatrice di Manu Benelli, insiste ed è vincente l'attacco di Vicenza. 10-9 passa a condurre nuovamente la formazione ospite. Skowroska si appresta a servire questo pallone, una seria candidata a vincere il premio di Miss Volley Rosa 2006. Schiacciatrice al primo anno in Italia Skowroska, dall'Ignalza al centro e c'è il primo tempo di Paccagnella che regala il punto numero 11 alle ospiti contro i 9 delle padrone di casa che avevano faticato tanto anche all'andata contro questa formazione. Si imposero per 3-1, questa volta sperano di ripetersi. Martina Guigi, un altro primo tempo devastante per la giocatrice toscana. 10 Pesaro, 11 Vicenza. Abbondanza si toglie la felpa e la partita inizia a scaldarsi. Siamo nel cuore del primo set. Sheila serve lungo e poi da posto 4 Takahashi, ancora lei, un punto per la giapponese che non è molto alta, lo potete vedere anche voi, 1,75 m di altezza per lei, che è il suo primo anno in Italia, che è un po' una sorta di fenomeno nel suo paese. Seguitissima, Guigi non inquadra il campo, manda in corridoio, un po' distratta la Scavolini in questo inizio. 13-10, il vantaggio inizia a farsi importante. Abbondanza non vuole correre rischi e chiama un time out. Minetti Info Plus. Takahashi al servizio forzandolo molto in 4. Carolina Costagrande decide di ingranare la quarta e questa volta lo fa. La Scavolini finora è stata la brutta copia di quella vista a Iesi, ma anche nelle precedenti occasioni, lo ricordiamo, non perde dal 30 ottobre 2005. Non c'è una squadra al momento che giochi un volley più spettacolare, anche più efficace, però c'è un altro servizio a rete. Abbondanza non se ne capacita. Troppi errori da parte della Scavolini in questo primo set, non si possono fare
certi regali a una formazione come Vicenza, che ha già battuto quest'anno 2 super corazzate come Perugia in trasferta e Chieri in casa. Recupera un pallone miracoloso Costagrande, manda di là in palleggio Sheila. Il contrattacco di Borrelli non è definitivo, la pipe di Costagrande, poi Berg in 4 da Simona Rinieri. Dennis, finalmente si sblocca la Scavolini da quota 11, 12-14. Rientra Duschievic per il giro davanti, fuori Ramona Puerari. Martina Guigi, centrale dell'84, serve al salto, questa volta senza forzare, Dalligna scambia con Borrelli, ci arriva Sheila. Duschievic in palleggio per Rinieri, capisce tutto Takahashi e Valentina Borrelli prova a concludere. Grande salvataggio di Sheila, applaude il pubblico. Al centro, muro a 0, è un giochetto per Valentina Arrighetti mettere a terra questo pallone. 15-12 Vicenza. Abbondanza prima di questa partita diceva: non dobbiamo farle giocare al centro, non dobbiamo concedergli opportunità sotto rete, ma farle giocare in banda dove possono accusare delle difficoltà. Adesso Duschievic, a proposito di centrali, non si fa pregare. Fantastica Eugenia Duschievic. 13-15, prova a risalire la Scavolini punto dopo punto. Berg rischia molto al servizio, Dalligna palleggia per la super della numero 8 Valentina Borrelli, molto positiva quest'oggi. E sul 16-13 Vicenza si va al secondo tempo tecnico. 16 chi serve, 13 chi riceve. Valentina Borrelli, grande inizio per lei quest'oggi alle palla Dionigi. Eugenia Duschievic, ci pensa lei a far impazzire la difesa. 14 Scavo, 16 Minetti Info Plus. In posizione di servizio c'è Simona Rinieri Dennis, 1,88 m di altezza per la giocatrice di Ravenna. Dalligna all'indietro per la super di Skovroska, pericolosissima. 17-14, non funziona la difesa di Pesaro. Le Colibrì non sono molto attente, sembrano anche abbastanza scariche, quasi appagate. Speriamo di sbagliarci. Primo cambio per Manu Benelli, dentro Ivana Dierisilo per la giapponese Takahashi. Sbaglia anche Vicenza, che rende il favore al servizio mandando in corridoio questo pallone. 17 per le ospiti, sempre in vantaggio. 15 per Pesaro, che al massimo ha impattato in questo primo set. Adesso Duschievic pizzica la linea di fondo campo. Ancora un punto per la giocatrice nata a Simferopol il 4 maggio del 79, 4 volte campione d'Ucraina. E sul 16-17 Manu Benelli a interrompere il gioco. Time out Vicenza. 16-17 Eugenia Duschievic serve al salto floating su Dierisile, l'ultima entrata. Poi c'è l'attacco bruttissimo da parte di Vicenza, replica Pesaro con Costagrande. Non funziona la copertura della Minetti Info Plus. C'è il nuovo pareggio parziale di 3-0 per le ragazze di Abbondanza, che si riportano sul 17-17. Ancora Dusca, serve lungo, il contrattacco pessimo di Dierisilo. Sbagliatissima questa azione da posto 4 per Vicenza, non ci capisce più niente la formazione ospite. Manu Benelli cambia ancora dentro la numero 11 Takahashi per Dierisilo, che non ha combinato un granché, per usare un eufemismo, da quando è entrata. La palla al centro per Paccagnella, che non può sbagliare. Di assoluto livello questo attacco al centro in primo tempo per la giocatrice 73, dal 93-94 in A1, è il suo terzo anno a Vicenza, nata a Campo San Pietro. Paccagnella scambia Guigi con Berg, per poco non la mette a terra. E poi Takahashi non chiude, Berg in bagger, l'ultimo tocco è di Carolina Costagrande.
che si sta facendo trovare pronta in un momento di difficoltà per la sua squadra. Non tradisce le attese Carolina Costagrande, che si prende la squadra sulle spalle. Adesso Abbondanza prepara il cambio tattico di Rondon in prima linea per alzare il muro. Prima però c'è spazio per il servizio di Sheila, Dalligna alza per la seconda linea di Skowroska, un po' in difficoltà in questi primi passaggi. Ancora Dalligna, di nuovo per la polacca campionessa d'Europa. Questa volta c'è il punto per Katarina Skowroska, polacca del 1983, nata a Varsavia. 19-19 Takahashi ci prova, serve lungo sulla seconda linea di Rinieri. Da posto 4 Costagrande raccoglie il capitano. E poi l'attacco di potenza di Costagrande, la pipe, Skowroska reagisce splendidamente, la Scavolini, il parallelo di Sheila. Non è definitivo neppure Borrelli, scambio lunghissimo, combatte la Minetti, ma Pesaro respinge con il muro il suo fondamentale migliore fino a questo punto in campionato. 20-19, gran punto per le ragazze di Abbondanza. Manu Benelli vuole parlarci su time out Vicenza. 20-19, come preannunciato, dentro Rondon, fuori Lindberg, un po' di riposo per la palleggiatrice americana. In prima linea arriva il punto della Minetti Infoplus, che aggancia Pesaro sul 20-20. Berg riprende il suo posto al posto di Rondon. 20-20, il servizio è per la Minetti Infoplus Vicenza. Spara da lontanissimo la numero 13 e poi c'è il punto di Valentina Borrelli, che ferisce di muro. 21 per le ospiti, 20 per le locali. Ancora in affanno la Scavolini, che sta commettendo qualche disattenzione di troppo. Ancora un servizio per le ospiti. Berg con ordine per Simona Rinieri, suo stacco vicino alla rete, regala il punto numero 21 alle sue compagne. 21-21, siamo nel primo set di questa terza giornata di ritorno del massimo campionato di volley femminile. Borrelli non passa, prova Skowroska, non spinge. Berg con tranquillità per Simona Rinieri, 2 punti, fotocopia per il capitano della Scavolini, che con il suo bicipite ha portato Pesaro a quota 22. Preziosissimo il capitano anche in questa occasione. Marti Guigi spara forte su Takahashi, Dalligna al centro per Arrighetti, che va a festeggiare un punto ben costruito. Dentro Puerari, fuori Martina Guigi. 22-22. In battuta c'è la giovanissima palleggiatrice Stefania Dalligna, una regista da tener d'occhio. Berg per Duskiewicz, la sua fast viene murata e chi di muro ferisce, verrebbe da dire di muro perisce in questo primo set. 23-22, vantaggio esterno e time out per Marcello Abbondanza. 23-22, siamo addirittura d'arrivo nel primo set. Berg in 4 sceglie la soluzione per Rinieri, che lavora bene il pallone, ma è perfetta la lettura in difesa da parte di Vicenza. Raccoglie Puerari, Berg sceglie ancora Simona Rinieri, che viene murata. Una scelta non felicissima questa per Lindberg. E c'è un altro cambio per Abbondanza sul set point Vicenza. Dentro Makulevich per Duskiewicz. Non sta bene Kinga Makulevich, nel senso che non si è allenata per un trauma al ginocchio rimediato nel finale della gara con Forlì. Sta comunque meglio, è in grado di giocare, lo vedete voi stessi. Rinieri, un errore imperdonabile. Il muro non tocca, c'è il primo set che prende la strada di Vicenza meritatamente. 22-25.
Detto ascensore è la soluzione giusta per ogni necessità. Detto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza con soluzioni che spaziano dagli ascensori residenziali ai montecarichi industriali e ai mini ascensori per abitazioni. Detto da 50 anni vi porta in alto. Detto porta in alto anche noi. 18-16 per le ospiti. Il possesso è per Anto Del Core, l'argento di Zagabria quest'estate per lei. Al centro una palla splendida per Valentina Arrighetti, e senza il muro è un giochetto mettere a terra questi palloni. Valentina Borrelli sul +3 per le ospiti. Berg, una palla velocissima per Martina Guigi, non fa in tempo a piazzarsi il muro. E c'è un altro cambio palla per la Scavo. Marti Guigi ha composto una poesia. 17-19. Martina Guigi sostenuta dai suoi tifosi, presenti in gran numero anche a Iesi. Altro muro per Pesaro. Simona Rinieri, Kinga Makulevich. Non si passa quando ci sono le 4 braccia di queste giocatrici altissime e velocissime in prima linea. 18-19, 2-0 il break per le locali. Time out Manu Benelli. 18-19, si allunga la serie al servizio di Marti Guigi. Mamma mia, altro errore imperdonabile, addirittura colpisce il nastro basso della rete. Martina Guigi che si è distratta durante il time out. Ottima scelta quindi quella della ex palleggiatrice, attuale coach della Minetti Info Plus. Serve senza saltare Valentina Arrighetti, la ricerca di Rinieri, una palla un po' bassa sotto rete, non c'è il punto di Makulevich nonostante le vibranti proteste. Adesso c'è un fallo in attacco, il secondo tentativo. Non può esimersi il signor Cesare di Roma che arbitra questa partita assieme a Perri. Energiche proteste del pubblico del Paladinigi di via Mazzini. Al salto Berg, precisa su Takashi che scambia con Dalligna. La palla arriva nelle mani di Del Core, contrattacca Sheila da posto 2, stacco meraviglioso per Sheila. 20-20, nuovo aggancio per le padrone di casa. Lindberg si prepara. Napela al salto su Borrelli, Dalligna lavora per la palla al centro di Paccagnella. 21-20, mette la freccia Vicenza e in battuta c'è Katarina Skovroska. Vicenza che è in Serie 1 dalla stagione 97-98 e quest'anno punta a raggiungere i playoff. Altro cambio per Manu Benelli. Rientra Ivana Dierisilo per Takashi. Ha fatto buone cose la giapponese quest'oggi, anche abbastanza inaspettate, visto che non si era guadagnata tantissimi minuti, tantissimo spazio in questo scorcio di stagione. Berg in 4 con Sheila che buca il Taraflex. Gran botta per la brasiliana. 21-21. E adesso c'è Simona Rinieri Dennis che ha per le mani una palla pesantissima. 21-21, Borrelli in bagger, Dalligna per la pipe di Skovroska, è salita in difesa la Scavo. Sheila a terra, Valentina Borrelli. Immensa Sheila Tavares De Castro che è un elastico come sempre e porta a lezione di volley le sue avversarie. 22-21, Rinieri attenta su questo servizio su De Gennaro. La palla finisce in 4, lo stacco di Vicenza non è definitivo. Antonella Del Core prova a mascherare questo suo parallelo, ma la palla termina in corridoio. 22-22, si va avanti a braccetto in questo set che la Scavolini non può assolutamente perdere. Dentro Takashi che si è riposata, qualche scambio per Dierisilo. 22-22, silenzio glaciale alle Paladinigi su questo servizio di Takashi, intercettato da Del Core. Il contrattacco della napoletana,
notevole azione di Antonella Del Core, dentro Guigi, fuori Ramona Puerari, risale Pesaro 23-22. Scavolini che quest'anno ha superato diversi esami di maturità, l'ultimo dei quali mercoledì scorso a Iesi. Sta continuando a vincere soprattutto con le grandi, quindi con le avversarie dirette, poi magari fatica con le formazioni di fascia media come Vicenza. Adesso un muro che permette alle palladinigi di sprigionare tutta la rabbia che anche i tifosi hanno in corpo questa sera. 24-22. Kinga Makulevich ha in mano la prima palla set, riceve male Takahashi, ricostruisce da linea per Paccagnella, incredibile passata anche questa. Sheila si carica, spara il suo cannone, Takahashi salva per De Gennaro in bugger. Un altro contrattacco per Pesaro, Antonella Del Core, 2 punti consecutivi per la napoletana e la Scavolini può respirare. 25-22, un set pari. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione. 25-18 nel terzo parziale per la Scavolini, che conduce 2-1 il computo set. Siamo nel quarto parziale, il primo attacco è out per Sheila Tavares De Castro, 1-0 per le ospiti che vanno a servire. Scavolini ben messa in campo e in crescita rispetto ai parziali precedenti. Vicenza si è un po' ammosciata, se ci passate il termine, dopo un primo set stellare, tornata sulla terra. 1-1. Pesaro sta conducendo pur non giocando bene, può essere un segnale da tenere presente, tipico di un comportamento da grande squadra. Stefi Paccagnella adesso reagisce. 2-1 Vicenza. In battuta c'è la numero 15 Stefania Paccagnella, centrale del 73, è nata a Campo San Pietro. Antonella Del Core molto lontana dalla rete, stacca senza rincorsa e poi a Righetti si continua con la seconda linea di Sheila, viene intercettata. Da linea scambia con Valentina Borrelli, combinazione perfetta quella della Minetti Info Plus del presidente Giovanni Coviello. 3-1 per la Minetti Info Plus. Adesso la Scavolini deve stare attenta a non farsi rimontare, a non concedere nuove speranze alla formazione ospite, ma ad affossarla definitivamente. Sheila Tavares De Castro, esemplare. 2-3 con il cambio palla affidato a Kinga Makulevich. 2 anni a Forlì, da questa estate alla Scavolini, reduce da un infortunio al ginocchio. Comunque si è ripresa degnamente. Adesso Antonella Del Core fotografa la Minetti Info Plus. C'è il muro vincente per la napoletana, ex campionessa del beach volley. Ancora Kinga Makulevich, nata a Cracovia nel 1978. 3-3. Siamo nel quarto set. L'attacco da posto 4 di Valentina Borrelli che spiazza la difesa e buca il Taraflex. 4-3 per le ospiti. Borrelli che nel set precedente ha messo a terra 3 punti, 4 quelli di Paccagnella. Dall'altra parte 6 a testa per Rinieri e Sheila. 4 muri a 0 anche in questo parziale a favore della Scavolini, che infatti si è aggiudicata il set. E i muri stanno facendo tutta la differenza del mondo anche quest'oggi. 5-3 per le ospiti, più 2. Riceve precisa Anto Del Core, che poi spara fortissimo in lungolinea. 4-5, innesto importante quello della giocatrice di Napoli, faro ormai anche della nazionale.
Sheila Tavares De Castro si prepara a servire. Vicenza nella sua storia si è aggiudicata una Coppa Confederale, una Supercoppa e una Coppa Italia di Serie 2, tutto tra il 1998 e il 2001. 6 chi serve, 4 chi riceve. Abbondanza va a istruire le sue giocatrici Guigi e Del Core, mentre Borrelli e Rinieri si avvicinano al signor Cesare di Roma per chiedere delucidazioni. 6-4, si può proseguire con Valentina Borrelli che si prepara. Lei era a Spezzano con Makulevich quando la formazione appunto di queste due giocatrici batté la Scavolini impedendole la salita in Serie 1. 7-4, altro punto contestato, +3 per Vicenza. Borrelli è reduce da una prova da 18 punti mercoledì scorso contro Tortolì, tanto si rigioca il punto. 4-7, sempre a -3 Pesaro. Nuovamente Valentina Borrelli, settima contro prima questa sera al Paladinigi di Montecchio, ma non si direbbe. Comunque Antonella Del Core spara sul muro da posto 4. 7 per le ospiti, 5 per le locali con Antonella Del Core al servizio. Lei è fino ad ora la migliore della Scavo in questo frangente, non si può più fare a meno di lei. De Gennaro tocca la palla, la controlla Dell'Igna per Takashi che non affonda. Alla fine un punto un po' fortunoso per la Scavolini. 6-7 e time out poco prima del primo time out tecnico per Manu Benelli. (7-6) dopo il time out. Antonella Del Core non inquadra il campo e manda out questo servizio. 8-6 Vicenza, primo time out tecnico. 8-6, è terminato un time out rapidissimo, visto che i due allenatori avevano già parlato con le rispettive ragazze un punto fa. Simona Rinieri prende di mira Stefania Dalligna là a terra. Punto numero 7 per le locali contro gli 8 delle ospiti. Il turno di Martina Guigi, che anche quest'oggi si è fatta sentire, anche se l'abbiamo vista fare di meglio. Incrocia Takashi. 9-7, pennellata per la giocatrice giapponese, seguitissima in patria e anche in Italia dalla TV e dai tifosi dell'allenatore della nazionale. 9-7, la palla è per Skovroska che serve forte su Simona Rinieri, riesce a ricostruire in qualche modo la Scavolini. Il quasi punto di Rinieri dalla seconda linea. Skovroska appoggia soltanto. Simona Rinieri molto lontana dalla rete, poi Dalligna gioca a 2 con Pacagnella che viene fotografata da Simona Rinieri. Il capitano riesce a rendersi utile in mille modi, se non fa punti gioca bene in difesa, oppure c'è un recupero, riesce sempre a fare qualcosa che serve alla squadra. 8-9, Lindberg serve lungo su Takashi che può scambiare con la palleggiatrice. Nuovamente il contrattacco di Pesaro con Simona Rinieri, palleggia Pacagnella per Takashi che cerca e trova il money out. 10-8, sempre in vantaggio la formazione ospite che non si dà per vinta, ha visto che questa partita se la può giocare fino in fondo e ne approfitta giustamente. Takashi sempre con il sestetto titolare Manu Benelli. Berg per il 4 di Sheila Tavares De Castro. Ha inventato un'altra volta Sheila, è tornata a risolvere situazioni difficili. 9-10, Rinieri si consulta con Abbondanza e poi serve questo pallone che termina nella metacampo avversaria con l'aiuto del nastro. 10-10.
Ancora Simona Rinieri, il suo servizio è corto su Takahashi, poi Skowroska tenta di colpire questa palla dalle retrovie ed è una sentenza. La palla entra e resta in campo, 11-10, fuori De Gennaro, anche oggi autrice di una buonissima partita. Monica De Gennaro viene della B1 di Vicenza e l'abbiamo detto, si dice un gran bene di lei, è da seguire, lo starà facendo anche il tecnico della nazionale Bonitta. 11-11, Anto Del Core. In battuta c'è Kinga Makulevich, ex Cannes, ex Spezzano, come detto ex Forlì dall'anno scorso, anzi da quest'estate alla Scavolini Pesaro. Dalligna alza per il mancino di Borrelli, da posto 2 Sheila non riesce a trattenere la formazione ospite. Takahashi manda direttamente sugli infissi del soffitto. 12-11, torna avanti la Scavolini e si rivedono anche delle azioni spettacolari ed efficaci. Takahashi raccoglie, Dalligna palleggia per Borrelli sulla fascia mancina, cambia lato Berg, Del Core non passa, poi Takahashi, una palla accompagnata, ancora Anto Del Core con tutta la potenza che ha in corpo. Molto profondo questo attacco della napoletana. 13-11 Scavolini, time out Vicenza. Scavolini, siamo nel quarto set, 2-1 il computo dei 25 in favore della formazione di Abbondanza. Skowroska oltrepassa il muro, una palla intelligente per la polacca campionessa d'Europa. Risale a quota 12 Vicenza contro i 13 della Scavolini, che sta dimostrando anche quest'oggi una solidità mentale da grande squadra. Nonostante non sia al meglio, riesce comunque a tenere testa in questa partita. 13-13. Risultato comunque tutto ancora da costruire per la formazione di Abbondanza. 13-13, Stefania Dalligna su Anto Del Core. Berg sceglie la super per Sheila Tavares De Castro. 14-13. Scavolini e Minetti Info Plus si incontreranno ancora l'1 e l'8 febbraio per i quarti di finale con partite di andata e ritorno di Coppa Italia. Chi vince andrà alle Final Four dell'11 e 12 febbraio alle Palle Evangelisti di Perugia. Da posto 4 Skowroska mette tutti d'accordo. 14-14, è dura a morire questa Minetti Info Plus, settima in classifica. 7 vittorie, 6 sconfitte per la formazione di Manu Benelli. All'indietro Berg per la palla di Sheila. Attacco da posto 1, schema 8, eseguito perfettamente dalla giocatrice più pulita del campionato. Anto Del Core serve bene, poi Takahashi non passa. Alla fine Simona Rinieri non può sbagliare, è un giochetto per lei accompagnare il pallone dall'altra parte. 16-14 Scavolini, secondo time out lungo. 16-14 Pesaro, che sta cercando di controllare una partita che si è messa da subito in salita. Skowroska da posto 2, esemplare la giocatrice polacca che si sta facendo tanta esperienza in questo campionato, è il suo primo anno con la maglia della Minetti Info Plus. 15 chi serve, 16 chi riceve. Valentina Righetti, Berg sceglie la soluzione per Marti Guigi, altra veloce, ben costruita. 17-15, punto pazzesco per la Scavolini, che ormai quello schema lo conosce a memoria. La palla era una palla telefonata, anzi telecomandata. Guigi però sbaglia tutto. 16-17, decisamente meno brillante Martina Guigi in questo servizio. Skowroska va a servire e regala un altro pallone anche a Vicenza, che restituisce il favore
18-16 per le locali dopo un paio di errori. Lindberg, il suo jump serve all'indietro per Stefania Paccagnella, riconquista il cambio palle alla formazione di Manu Benelli che non molla di un centimetro. 17-18, si provvede ad asciugare il Taraflex. Siamo nel quarto set. 22-25, 25-22, 25-18 i parziali precedenti. 18-17 ora, tutto in favore della Scavolini Pesaro. Servizio per Takahashi su Antonella Del Cora che si piega per raccogliere questa palla. Sheila cerca il mani out, poi da posto 4 Valentina Borrelli sbaglia il pallone che non doveva sbagliare. Ha commesso pochissimi errori questa sera, ma adesso è in fase calante. 19-17 Rinieri, e il contrattacco di Pesaro che di prima chiude con Kinga Makulevich. 20-17, prova ad andare in carrozza la Scavolini in questo parziale. Vediamo se si farà riprendere ancora, come non detto. Altro errore da principiante per Simona Rinieri. Non è da lei sbagliare un servizio in questo momento. 18-20, cambio Benelli, dentro la numero 10 Giuseppina Starita che fa il suo ingresso in campo per la prima volta questa sera al posto di Valentina Arrighetti. Un cambio al centro, classe 88, pensate, Giuseppina Starita. Altro errore anche per Vicenza, incredibile. Serie di regali infinita, nessuna delle due squadre sembra voler vincere questa partita. Adesso vediamo Kinga Makulevich cosa riuscirà a fare. Dalligna cerca la seconda linea di Skobrowska, altro gesto tecnico pregevole sotto rete. Martina Guigi non ci sono più aggettivi per descriverla, davvero di assoluto livello, immensa. Martina Guigi sotto rete, quando c'è lei non si passa. Dall'altra parte signor attacco per Takahashi, scusate, per Astarita, Giuseppina Astarita, l'ultima entrata. 22-19, sempre più 3 per la Scavolini che domenica prossima farà visita alle campionesse d'Italia di Perugia, quindi una trasferta molto molto impegnativa per le pesaresi. Vicenza ospiterà Santeramo. Berga all'indietro per la super di Sheila, da posto 2 punisce la difesa la brasiliana di Belo Horizonte. 23-19, ancora Sheila. Tanti complimenti comunque al DS Babbi per aver allestito una formazione da primissimi posti, se non da primo, e anche al presidente Sardella, Abbondanza, tutto lo staff. Quest'anno ci hanno regalato tante emozioni e non è ancora finita naturalmente. Siamo appena a metà, sotto rete ci mette la manina Martina Guigi e non c'è nulla da fare per le ospiti. Ormai la musica è cambiata. 24-19 Scavolini che ha 5 match point, il primo nelle mani di Sheila che serve senza forzare. Dalligna spara forte la Vicenza, la Minetti Info Plus, e guadagna questo punto. 20-24. Abbondanza toglie Rondoni, inserita giusto per il giro davanti per alzare il muro. Si abbassa di qualche centimetro la prima linea della Scavolini.
In più manca l'esperienza di giocare a questo livello, manca il poter rischiare tante cose e sbagliare meno, però credo che siamo sulla strada giusta. Oggi ho visto una squadra reattiva con la voglia di vincere, una squadra che ha giocato anche molto bene, quindi direi che sono abbastanza soddisfatto e sono abbastanza, diciamo così, sono più serena per le 2 partite di Coppa Italia che ci aspettano, sono più propositiva. Abbiamo perso 3-1 giocando una buona partita secondo me, ho esordito un po' a sorpresa, infatti sono ancora un po' agitata e sono contenta, però speriamo già dalla prossima partita di riprendere a fare punti. La gara oggi per me è stata buona, anche se abbiamo sbagliato in alcuni momenti e quindi abbiamo perso per errori nostri, però secondo me riusciamo comunque a giocare alla pari con loro e se stiamo un po' più attenti riusciamo sicuramente a mettere in difficoltà anche in Coppa Italia. È stata una partita sciupata a mio parere. Potevamo sicuramente fare di più e abbiamo sprecato tanti palloni che non dovevamo sprecare e quindi è finita 3-1. Il rammarico c'è, il fatto di aver vinto un set e aver tenuto tutti gli altri e non essere riusciti comunque a portare a tie break la partita è stata pesante questa sconfitta. Adesso l'importante è Santeramo e poi ci sarà la Coppa Italia che in qualche maniera riusciremo a fare qualcosa. A mio avviso abbiamo espresso del buon gioco oggi, però anche stavolta non è bastato per poter portare a casa i 3 punti. Adesso ci aspetta la Coppa Italia sempre contro Pesaro, speriamo di poter fare qualcosa in più. Chissà. Vediamo i risultati della terza giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Original Marine Sarzano, Despar Perugia 0-3. Alfieri Volley Santeramo, Sant'Orsola Asistel Novara 1-3. Radio 105 Foppa Pedretti Bergamo, Primaidea.com Tortolì 3-0. Big Mat Caracol Chieri, Monteschiavo Banca Marche Iesi 2-3. Scavolini Pesaro, Minetti Info Plus Vicenza 3-1. Meggius Volley Padova, Tecnomec Europa Systems Forlì 0-3. La classifica di Serie 1 femminile. In vetta Foppa Pedretti Bergamo, Scavolini Pesaro e Sant'Orsola Asistel Novara con 35 punti. Segue Despar Perugia a 31, Monteschiavo Banca Marche Iesi 30, Big Mat Caracol Chieri 26, Minetti Infopus Vicenza 18, Tecnomec Forlì 15, Meggius Padova 12, Alfieri Volley Santeramo 9, chiudono Original Marine Sarzano e Primaidea.com Tortolì con 3 punti. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di €12. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. ROI, la Fondazione Demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la Fondazione Demolita. L'ebook a €3,99 e il libro a €12 li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la Fondazione Demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da €9 a trimestre. Aiuti il giornalismo a mollare i padroni.
E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più. Con Vicenza Più Freedom Club.